benvenuti. Oggi è mercoledì 13 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 18:05. La luna sorge alle 7:54 e cala alle 22:06. Oggi si celebra San Rodrigo. Il nome Rodrigo è di origine germanica ed è molto popolare in Spagna e Portogallo. Significa potente signore, uomo glorioso. Oggi 13 marzo è una giornata golosa e divertente, la giornata mondiale delle torte. Questa giornata è dedicata a tutti gli amanti della pasticceria. Quindi cosa aspettate? Prendete le vostre ciotole, fruste, teglie e mettetevi all'opera. E portatemi una fetta, magari. Luciano Ligabue compie 64 anni. Auguri al rocker di Correggio, tra gli artisti italiani più amati e premiati. Ha iniziato a cantare in inglese con gli Ora Zero e ha debuttato da solista nel 1990 con il suo omonimo album. Da allora ha pubblicato 14 album in studio, vendendo oltre 10 milioni di copie. Ha battuto il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, con 165.264 persone a Campovolo nel 2005. Tra i suoi successi ci sono Certe notti, Piccola stella senza cielo, Happy Hour, Urlando oltre il cielo. Carlo Conti festeggia 62 anni, conduttore televisivo, radiofonico e autore, sempre abbronzato e sorridente. Ha iniziato la sua carriera in radio lavorando con Leonardo Pieraccioni. Con quest'ultimo e Giorgio Panariello ha creato il trio comico Fratelli d'Italia. Ha esordito in TV nel 1985 con Discoring e poi ha condotto programmi come Domenica In, I Raccomandati, Miss Italia, L'Eredità e il Festival di Sanremo per 3 edizioni. Dal 2012 è il presentatore di Tale e Quale Show, il talent show in cui i VIP imitano i cantanti famosi. Manuel Agnelli compie 58 anni, cantautore, polistrumentista, produttore e giudice di X Factor. È il fondatore e il leader degli After Hours, band di rock alternativo nata nel 1985. Ha collaborato con artisti come Mina e Patti Bravo. Ha partecipato come giudice a 5 edizioni di X Factor. Ha scritto 2 brani per la colonna sonora del film Diabolic, vincendo il David di Donatello e il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale. Immaginate di viaggiare in treno da un'isola all'altra passando sotto il mare. Sì, sembra fantascienza, ma è in realtà in Giappone, dove si trova il tunnel sottomarino più lungo del mondo. Collega le isole di Honshu e Hokkaido, le più grandi dell'arcipelago nipponico. Quando fu avviata la sua costruzione, il Giappone era ancora segnato dalle devastazioni delle bombe atomiche, un'impresa titanica. Ma il tunnel fu inaugurato il 13 marzo 1988 con una cerimonia solenne. Si dice che l'età sia solo un numero, ma per i sudcoreani è anche una questione di calendario. Infatti in Corea del Sud si usa un sistema di conteggio degli anni diverso dal nostro. Ad un bambino appena nato viene assegnato già un anno di età e tutti gli anni successivi vengono aggiunti ogni 1° di gennaio. Così chi nasce il 31 dicembre il giorno dopo già ha 2 anni. Questo sistema però potrebbe presto cambiare. Un politico sudcoreano ha proposto di abolirlo, almeno nei documenti ufficiali, e di allinearlo a quello internazionale. Se la proposta sarà approvata, quasi tutti i sudcoreani si ritroveranno più giovani di 1 o addirittura 2 anni. Fate una cosa, fatevi guidare dalle stelle che è meglio, quindi ascoltiamo i consigli di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna e Plutone hanno da ridire tra di loro, probabilmente, anche se un transito veloce, salteranno fuori cose che metteranno a dura prova alcuni dei segni zodiacali.
Ariete, la Luna è proprio dai vostri gradi che inizia a quadrare con Plutone, durerà pochissimo, non ve ne accorgerete neppure, ma sicuramente qualche piccola sensazione, un'emozione, un non so che legati a qualcosa, qualcuno, oggi sarà chiarificatore e rivelatore di tutta una serie di conferme di ciò che pensavate più o meno inconsciamente. Toro. La Luna muovendosi è proprio nei vostri gradi che continua a mantenere una quadratura con Plutone, quindi oggi potreste finalmente capire il perché alcune cose sono andate male e rispolverare un po' qualche errore nel passato che a tutt'oggi vi fa pagare un fio per tutta una serie di errori di valutazione, quindi state bene attenti a fare una disamina abbastanza ampia. Gemelli, la giornata di oggi prevede un Plutone e una Luna un po' tesi, ma qualcosa che non vi tange, qualcosa che invece sta all'atere. Intorno a voi, insomma, vi potrà capitare di assistere a tutta una serie di fraintendimenti e malintesi, anche se non siete chiamati direttamente in causa, amerete intervenire con logica e brillante deduzione. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna un po' tesa con Plutone che vi rimanda delle sensazioni un po' strane, un po' ambigue. Se avete dei dubbi su come siete amati o visti sia al lavoro che in amore, cercate di essere chiari e di dialogarne con chi di dovere. Leone, la giornata di oggi prevede un Plutone e una Luna che litigano un po'. Dal suo regime di opposizione all'Acquario, oggi ci sono tutti i presupposti perché possano saltare i nervi. Mantenete il self-control, sarà importantissimo oggi e soprattutto al lavoro e in famiglia. Vergine, la giornata di oggi fa sentire il peso dell'opposizione di Venere e di Saturno. C'è qualcosa da cui vi sentite esclusi, magari, probabilmente sentite di non essere attenzionati proprio dalla persona che vi piace, che forse è un po' distratta da altro. Cercate quindi di affrontare la situazione con calma e di rendervi interessanti semplicemente con la vostra elegante semplicità. Bilancia, la giornata di oggi prevede una luna che smette finalmente di opporsi ai vostri gradi zodiacali, migliora l'umore, anche se è probabile che qualche novità al lavoro presenti delle problematiche o acceleri delle scelte che prima o poi sapevate comunque di dover compiere. Scorpione, la giornata di oggi vi riguarda in maniera molto intensa, proprio perché la Luna e Plutone oggi vi richiamano all'attenzione su qualcosa di misterioso, di un po' distorto che non avete colto fino in fondo. Cercate quindi di mantenere la lucidità necessaria che vi serve per affrontare tutto quanto, proprio perché dovrete chiedere delle spiegazioni. Sagittario, giornata interessante oggi con una luna che vi risolve un problema o che semplicemente vi annuncia che il problema che credevate tale oggi ha delle valenze completamente diverse. Cercate quindi di fare tesoro di questo fortuito accadimento e operate in maniera tale da trovare il vostro vantaggio. Capricorno, giornata oggi che prevede una certa distonia intorno a voi, più che altro affettiva, proprio perché oggi o non riuscite a farvi capire o le persone da cui vorreste un po' più di attenzione sembrano un po' più distratte. Cercate quindi semplicemente di aspettare un tempo migliore di intesa senza troppo puntualizzare in cosa vi sentite lasciati soli. Acquario, giornata oggi un po' tesa proprio perché Luna e Plutone mettono a fuoco qualcosa che vi era sfuggito, una problematica irrisolvibilissima in tempi brevi sicuramente, ma per cui forse ci sarà qualche spesa non prevista. Pesci, la giornata di oggi, per quanto possa essere problematica per altri segni zodiacali, non lo è per voi. Venere fa sentire il suo valore di benessere e di piccolo portafortuna nei vostri cuori ed è proprio Venere che tenta di parlare ad una luna che invece ha voglia di scoperchiare qualcosa. Oggi la vostra capacità sarà quella di accordare gli animi di tutti.
Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Settimo pianeta del Sistema Solare, è distante 19 volte più della Terra dal Sole. Urano è stato il primo pianeta scoperto grazie al telescopio. Scambiato erroneamente per una stella appunto nell'antichità, fu osservato per la prima volta da William Herschel nella notte del 13 marzo 1781. La sua peculiarità è il colore blu, legato alla presenza di metano nella sua atmosfera. Vi sarà capitato di sentire o di usare voi stessi la parola trunzu? Ma cosa sarà mai? Beh, la risposta è davvero semplice. Il cavolo trunzu, o trunzu di Iaci, è un ortaggio tipico delle pendici dell'Etna. In passato, in forma di spregio, i catanesi erano soliti rivolgersi agli acesi con l'appellativo di ciunzu e col significato di testa di rapa o di persona inconcludente. Vi potrebbe capitare di sentire altre espressioni con il medesimo protagonista, come arrestare ricciunzu, cioè sono rimasto di stucco o sono stato piantato. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Chi era davvero Ollio, il compagno di Stallio? Oliver Hardy, un attore che si confondeva con il suo personaggio. Oliver era un sognatore che da bambino voleva fare il comico. Incontrò Saint Laurel per caso e nacque una coppia leggendaria. Insieme fecero ridere il mondo con i loro film pieni di gag, situazioni esilaranti. Ma Oliver era anche un uomo con i suoi vizi, mangiava troppo, fumava troppo, giocava troppo. La sua vita fu un alternarsi di successi e problemi, fino a quando una malattia lo consumò. Oliver morì, ma Ollio rimase immortale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fate come gli alberi, cambiate le foglie e conservate le radici, quindi cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri principi. Ahimè, la puntata di oggi giunge al termine, però non vi preoccupate perché stiamo già lavorando su quella di domani, quindi vi aspetto qui per il nostro almanacco.